Brugnaro scatenato dopo le pesanti accuse lanciate dalla trasmissione Report su presunti conflitti di interesse del sindaco di Venezia. Vigliacchi e Fasulli dice la verità trionferà. Tragico schianto in mattinata sulla Romea nel territorio di Chioggia, a perdere la vita un centauro 66enne di Carpi dopo lo schianto con un'auto e un volo nel fossato. A pochi giorni dalla fine del Ramadan e dal consueto raduno di migliaia di islamici al Parco San Giuliano, la comunità lancia un appello al comune: ci serve un posto dove pregare, ma finora nessun dialogo. Bersagliato dalle multe per aver circolato col suo kayak nei ri interdetti, il militante separatista Marco Sitran annuncia battaglia: non pagherò un centesimo e porterò il comune davanti alla consulta. Il Comune di Venezia punta sulla mobilità elettrica con 40 auto ibride già a disposizione per il car sharing e 50 nuove postazioni per la ricarica in arrivo tra Lido e Terraferma. Gli studenti veneziani invadono il porto turistico alla Marittima per chiedere al governo di accogliere i migranti a bordo della nave Aquarius in uno degli scali italiani. Donazioni di sangue in calo vertiginoso anche nel veneziano, appello delle associazioni: questa terra una volta era esempio di solidarietà, si torni a salvare le vite. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Questi i nostri titoli. Dunque, in primo piano la dura reazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro dopo le pesanti accuse lanciate dalla trasmissione Report su presunti conflitti di interesse del primo cittadino. Vigliacchi e Fasulli, dice Brugnaro, la verità trionferà. La trasmissione vigliacca, Fasulla, è un film veramente infame secondo me, non fa onore al giornalismo corretto che invece per fortuna in Italia esiste, però questa è la libertà Watson, come dice qualcuno, per cui ognuno la racconta come vuole. È proprio vero che ti trasformano la realtà in cose negative. Così Luigi Brugnaro si difende dalle pesanti accuse di conflitto di interessi mossegli dalla trasmissione Report in un servizio che da giorni sta scatenando polemiche in città. Andare a mescolare la mafia, andare a mescolare cose che noi abbiamo combattuto, che io in prima persona ho combattuto sempre, è un'azione che soltanto Report poteva fare con soldi pubblici, una cosa veramente vergognosa. Altre parole non ci sono, perché per il resto penso che poi i fatti sono testardi, insomma, perché il tempo è galantuomo e tutto si vedrà. L'opposizione in Consiglio Comunale ha chiesto al sindaco di Venezia di chiarire la sua posizione sui rilievi mossi dalla trasmissione, in particolare riguardo ai progetti di sviluppo per l'area dei Pili, già di proprietà di Brugnaro e poi ceduta a terzi con un blind trust. Io lì non stavo facendo niente, ha fatto vedere l'immagine che io dicevo non facevo niente. Sì, dopodiché hanno cominciato ad accusarmi che non stavo facendo niente. Se vi ricordate sui giornali che non stavo bonificando, che l'area è lasciata a sé, e io ho detto: cosa posso fare se ho detto che non faccio niente? Allora gli stessi, sempre il buon Casson che ha parlato in televisione, ha detto sui giornali: fai un blind trust. Lui ha detto a me di fare un blind trust, io non sapevo neanche cos'era. L'immagine della città, sostiene Brugnaro, è danneggiata da quanti mettono in piedi operazioni scorrette come questa, accusando di essere un bieco speculatore chiunque dimostri l'intenzione di investire su un territorio. L'imprenditore non è dispregiativo, l'imprenditore oggi è l'eroe di questa città, è l'eroe di questa Italia. Li stiamo ammazzando tutti gli imprenditori, con la burocrazia, col sospetto, con la denigrazione. Per forza facciamo fatica a far arrivare gli investimenti. Questo è il nostro problema in Italia. La cronaca adesso con il tragico incidente accaduto questa mattina lungo la Romea all'altezza di Chioggia, a perdere la vita un motociclista sbalzato dalla sella dopo l'impatto con un'auto. Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Romea a Chioggia. La vittima, un 65enne di Carpi nel Modenese, era in sella a una moto MV Augusta che si è scontrata contro un'auto Suzuki. Nel violento urto il motociclista è stato sbalzato dalla moto finendo contro il guardrail e poi in un fossato. L'uomo è morto all'istante e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari del 118 arrivati a Calino con gli agenti della polizia locale e le forze dell'ordine che hanno gestito la viabilità. Il conducente dell'auto, un 67enne del posto, è stato trasportato al pronto soccorso per traumi lievi e guarirà in 5 giorni. Disagi al traffico per ore sulla statale interdetta al transito per permettere soccorsi e rilievi. Sull'incidente la magistratura ha aperto un fascicolo per gli accertamenti del caso. Il tetto è crollato sotto i suoi piedi facendolo precipitare a terra dopo un volo di diversi metri. È rimasto ferito intorno alle 16 di questo pomeriggio un operaio che lavorava in cima ad un capannone nella zona industriale di Torre di Mosto. In suo soccorso è atterrato dopo pochi minuti l'elicottero del SUEM di Treviso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal.
Sta per concludersi il Ramadan, il periodo sacro per i musulmani dedicato al digiuno, alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Nel veneziano gli oltre 20.000 musulmani celebreranno la fine del Ramadan al Parco San Giuliano. Intanto il presidente della comunità islamica lancia un appello. Speriamo di poter avere anche noi, dice, un luogo di culto idoneo ad accogliere tutti. Abbiamo una richiesta da fare al comune di avere finalmente un luogo di culto adatto come si deve per questa comunità che ha sempre collaborato, che ha sempre espresso il suo pensiero contro qualsiasi atto che mette in pericolo la società in cui viviamo. Incontriamo Sadmir Glioschi a Marghera, davanti al Centro Culturale Islamico di Venezia e Provincia in via Monzani. Sono le 13, alla spicciolata i praticanti si avvicinano alla sala di preghiera non prima di aver provveduto al rito dell'abluzione di volto, mani e piedi. Sono le ultime giornate di Ramadan, il periodo sacro dei musulmani dedicato al digiuno, alla preghiera, alla meditazione e all'autodisciplina. Nel veneziano la comunità è cresciuta numericamente, i luoghi di preghiera non sono più consoni ad accogliere tutti. Chiedo alle autorità, chiedo al comune di sedersi sul tavolo e finalmente arrivare a realizzare il sogno dei musulmani che ormai sono ben evidenti, non sono pochi ma sono circa 20.000 presenze. L'apertura alla comunità islamica rappresenterebbe la riappropriazione del glorioso passato di Venezia, antica porta d'Oriente, la ripresa di un dialogo per una convivenza basata su un'accoglienza scevra da pregiudizio e sospetto. Il neo presidente della comunità Glioschi con il presidente onorario Amin Al-Adab non perdono la speranza. La fede li sorregge ed è forte nel Ramadan, il momento di condivisione e di unione come esempio di vita quotidiana e futura. Speriamo a breve futuro di incontrare il nostro sindaco che rappresenta anche noi da cittadini o non cittadini, da chi lo vota o non lo vota, ma ormai quando ha vinto rappresenta tutti e mi sento che rappresenta anche noi, ecco. Disattivato l'ordigno bellico rinvenuto nelle acque antistanti Chioggia, risolutiva all'operazione di brillamento eseguita questa mattina. 3, 2, 1, È stato fatto brillare stamani a circa 1,5 miglia al largo della costa di Sottomarina il residuato bellico rinvenuto nelle acque di Chioggia. L'allarme era stato dato la scorsa settimana dopo l'immersione di un subacqueo sportivo che aveva segnalato l'oggetto alla Capitaneria di Porto di Chioggia. Per l'area è stata subito emanata un'ordinanza di interdizione a tutte le attività nautiche e marittime e la Capitaneria ha quindi informato la Prefettura di Venezia richiedendo l'intervento dei subacquei del Nucleo Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi della Marina Militare, che si occupa anche della disattivazione degli ordigni in mare. Ieri pomeriggio il sopralluogo ha accertato la natura dell'ordigno risalente all'ultimo conflitto mondiale, nello specifico una carica di profondità contenente all'incirca 70 kg di tritolo. L'operazione di brillamento dalle 10 di stamattina dopo la predisposizione di una cornice di sicurezza garantita dalla Guardia Costiera. I sub del nucleo SDI hanno dapprima allontanato l'eventuale fauna marina presente nella zona, attivando delle microcariche e poi hanno proceduto al brillamento dell'ordigno con altre cariche esplosive, neutralizzando la potenziale minaccia. 40 auto ibride già a disposizione per il car sharing e 50 nuove postazioni per la ricarica elettrica in arrivo tra Lido e Terraferma. Ha preso il via in sordina lo scorso 1° giugno e conta già 700 iscritti il nuovo servizio di car sharing ibrido del Comune di Venezia. I 40 mezzi forniti da una nota casa automobilistica nipponica partono e arrivano in 15 postazioni sparse su tutto il territorio comunale. Gli iscritti possono, attraverso un'apposita app, non solo prenotare l'auto, ma anche materialmente aprirla e utilizzarla. 132 i noleggi effettuati fino a questo momento, 4.600 i chilometri percorsi per 430 ore di servizio erogate, di cui il 52% con trazione elettrica e quindi con inquinamento ambientale e acustico pari a 0 e un risparmio di emissioni di CO2 di circa 230 kg. Non è l'unica iniziativa a favore di una sempre maggiore diffusione della mobilità elettrica in tutto il comune. L'amministrazione è pronta a siglare un protocollo d'intesa con Enel per dotare di colonnine per la ricarica 50 piazzole di sosta tra Lido e Terraferma. Installazione e manutenzione saranno a carico della compagnia e la ricarica sarà gratuita per i cittadini. Delle 50
45 tempo di ricarica 3 ore, ma ce ne saranno 5, quindi vuol dire avere per la città aver acquisito di fatto con questo accordo quasi 1,5 milioni di euro di investimenti, perché ricordo che le ultime 3 che abbiamo realizzato, le prime 3 a Mestre, le abbiamo effettuate con fondi pubblici, 70.000 euro 3 piazzole con ricarica, ma sono costate 70.000 euro, quindi vi lascio pensare cosa significa per la città di Venezia come amministrazione acquisire 50 strutture tutte quante a carico di Enel. A pochi giorni dall'avvio della nuova linea 80 Chioggia-Venezia, che da CTV è passata ad Arriva Veneto, scoppia il caos. I sindacati chiedono di rivedere il servizio che sta mostrando lacune e che sta penalizzando, dicono, i pendolari. Non c'è voluto molto per capire che la nuova linea di trasporto Chioggia-Venezia, la celeberrima linea 80 passata da CTV a Arriva Veneto, fa acqua da tutte le parti. Ritardi pesanti, corse e coincidenze saltate hanno già messo a dura prova la pazienza dei lavoratori che da Chioggia a Sottomarina quotidianamente si muovono verso Venezia e la terraferma. Ed è una coincidenza fortunata che il servizio sia entrato in funzione alla chiusura dell'anno scolastico, dicono CGIL, CISL e Will Trasporti, che hanno già chiesto e ottenuto un incontro in prefettura affinché la procedura di assegnazione del servizio venga rivista. La città metropolitana si deve assumere la responsabilità politica di un danno alla città di Chioggia da questo servizio, l'avevamo detto dall'inizio, e penso che l'assunzione di responsabilità politica debba prevedere la revisione complessiva del servizio dato da Arriva. Non si tratta solo del passaggio da un'azienda all'altra, ma della tenuta del servizio che la provincia prima e la città metropolitana poi hanno sostenuto essere migliorativo per Chioggia. Ed invece da un lato si sono accorciati i tempi di percorrenza, quelli verso l'aeroporto, e dall'altro si sono allungati creando problemi a catena. Gli autisti denunciano tempi di lavoro disumani che non consentono nemmeno la normale sosta per rifocillarsi e fare pipì. Non si può andare avanti anche per le difficoltà negli interscambi fra gli autobus, perché prima erano tutte corse dirette, corse dedicate sui siti lavorativi, oggi si parla di spezzare la linea, attendere una navetta che non sempre è puntuale, in posti anche angusti, oggi c'è il sole, domani potrà esserci la nebbia, la pioggia, pertanto credo che sia un servizio che è veramente da revisionare. E ora le speranze sono riposte nell'incontro del prossimo 21 giugno in prefettura. Dimostreremo, dice il segretario regionale della FIT CISL, che non è detto che privato è bello. Questo deve servire da monito a quello che potrebbe succedere se non si interviene seriamente sulla determinazione delle offerte tecniche per mantenere il trasporto pubblico locale. Il privato non è sempre sinonimo di assicurazione e garanzia per un trasporto efficiente e regolare. Bersagliato dalle multe per aver circolato con il suo kayak nei rii interdetti, il militante separatista Marco Sitran annuncia battaglia. Non pagherò un centesimo, spiega, e porterò il comune davanti alla consulta. L'ultima multa per il kayak è di 150 euro più spese postali. Le altre multe che mi sono state recapitate ammontano a circa 1.000 euro. Questo nell'ultimo periodo. Sanzioni accumulate nel giro di poche settimane, muovendosi con il suo kayak per i rii della città storica, incurante dei divieti comunali, e che Marco Sitran, storico militante per la separazione di Venezia da Mestre, non ha alcuna intenzione di pagare. Farò ricorso, annuncia, e arriverò se necessario fino alla Corte Costituzionale, perché quello di muoversi per la propria città è un diritto che deve essere garantito a tutti. Io sono un residente, sono 25 anni che vado in kayak e non metto in pericolo nessuno, tanto più perché circolo soltanto di giorno e quindi sono più che visibile, e soprattutto nei canali. È chiaro che questo non permette a chi vuole muoversi. Io non ho il posto barca, non mi danno il posto barca, voglio andare al Lido a trovare mia madre, voglio andare in kayak, questo non mi è permesso. In compenso, accusa Sitran, i servizi legati all'economia turistica non subiscono alcuna limitazione. Spazio ai taxi, alle polveri sottili, ai trasporti di biancheria per alberghi, ma ovviamente i veneziani e i diportisti veneziani non hanno diritto di cittadinanza. Pesantissime le limitazioni anche per chi non ha la fortuna di essere titolare di un posto barca in città. Io risiedo in Rio San Felice, ho l'accesso con la porta d'acqua, non posso transitare perché l'accesso è consentito soltanto ai detentori di spazio acqueo, ai concessionari di spazio acqueo. Ovviamente chi risiede con la propria famiglia, con dei piccoli, con esigenze di mobilità
evidenti, non può passare, non può circolare, non può neanche stazionare per prendere i bambini e via multe su multe. È chiaro che di questo passo ovviamente gli ultimi residenti veneziani se ne andranno davvero in campagna. Ci fermiamo adesso, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con altre notizie da Venezia e provincia. Restate lì. Edizione veneziana dei nostri telegiornali, siamo tornati in diretta. Poco fa Venezia, così come in altre città italiane, gli studenti hanno manifestato contro la decisione del ministro dell'Interno Matteo Salvini di negare alla nave Aquarius il permesso di arrivare in Italia. Non è una partita a battaglia navale, hanno detto i rappresentanti dell'Unione degli Studenti Universitari di Venezia e della Rete degli Studenti Medi. Gli studenti hanno deciso di mobilitarsi immediatamente per riunire tutte le realtà a loro vicine, studentesche, giovanili e non, che condividono i valori dell'inclusione e dell'accoglienza e di aderire insieme a queste al presidio organizzato da Veneto Accoglie. Il presidio pacifico si è svolto al Tronchetto all'ingresso del porto di Venezia sotto il controllo della polizia locale e degli agenti della questura. In Veneto aumentano i trapianti di organi, in flessione invece le donazioni di sangue. Il bilancio di Avis alla vigilia della giornata mondiale del donatore e un appello: i donatori non bastano. Aumentano le donazioni ai trapianti di tessuti e di organi, si registra una flessione nella donazione del sangue. Il dato veneto, peraltro in linea con il trend nazionale, è stato reso noto alla vigilia della giornata mondiale del donatore assieme all'appello di Avis e Regione. I donatori non bastano, dice il presidente dell'Avis regionale Giorgio Brunello. Il trend è che noi soffriamo di un calo di donazioni e rispetto al passato dove eravamo continuamente in crescita, e anche le province dove c'era una forte affluenza di donatori e di donazioni, anche lì siamo un po' in difficoltà, quindi per noi domani la cosa importante è la giornata mondiale, ma cerchiamo di fare uno sforzo aggiuntivo per cercare di avere più donatori e più donazioni. In Veneto lo scorso anno sono calate le donazioni di sangue Avis anche nelle province dove solitamente si registravano i migliori risultati: Treviso, Venezia, Rovigo e Verona. Complessivamente le donazioni di sangue intero da donatori avvisini sono state 185.280, con un calo di quasi l'1% rispetto all'anno precedente. Non è andata meglio per le donazioni di plasma, passate da 30.823 nel 2016 a 27.920 nel 2017. I motivi di questa tendenza sono molteplici e non tutti da leggersi col segno negativo. Il primo e il più bello è quello per l'aumento dei controlli, quindi per la qualità del sangue donato, quindi per i riceventi, per gli ammalati e anche per i donatori stessi. Questa è una cosa molto positiva, che ovviamente vuol dire avere più controlli, e poi perché i giovani ovviamente donano con meno frequenza. Questo è un altro punto importante, quindi la chiamata è proprio ai giovani da donare più spesso. E poi c'è il problema dei donatori lavoratori, impossibilitati per motivi contingenti a donare nelle giornate di sabato e di domenica e timorosi a chiedere un permesso extra al proprio datore di lavoro. Ad ogni buon conto, spiega Brunello, pur in un momento di difficoltà i veneti spiccano comunque per la loro generosità, tanto che l'autosufficienza regionale per sangue ed emocomponenti è stata confermata anche nei primi mesi del 2018. E poi c'è un'altra frontiera, cui guarda con interesse Avis. Tutte le comunità di stranieri sono molto attenti alla donazione, però occorre che ci sia anche un rapporto diretto rispetto alle associazioni e rispetto anche alla comunità stessa. Io credo che questa sia una nuova frontiera, siamo sempre più appunto multietnici, multirazziali, e questo è un modo per loro per sentirsi più cittadini, quindi anche questa chiamata a tutti coloro che magari non sono da sempre in Italia, ma sono nuovi italiani o comunque sono residenti qui, regolari, occorre che su questo tutti ci spendiamo un po' di più. Vi ricordiamo l'appuntamento con 20:10, questa sera ospite in studio il professor Paolo Feltrin, politologo. Insieme a lui analizzeremo i risultati delle elezioni amministrative di domenica scorsa in Veneto. Con le notizie da Venezia e provincia ci fermiamo qui, io vi lascio come di consueto le previsioni del tempo, prima però vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo prevalente sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di giovedì 14 giugno.
Sul Veneto al mattino il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto, ma senza nessuna conseguenza. Più sole e col passare delle ore il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione sarà infatti una bella giornata di sole. Su tutti i settori il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibili soltanto isolati addensamenti, ma del tutto innocui. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi circa. Diamo uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. Non si escludono tuttavia locali addensamenti anche con occasionali temporali associati, specie sui settori di confine nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime comprese invece tra 27 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.